colpisce anche i nostri dintorni. Basti pensare, come ci racconta Luca Taniello, a Cavarzere, dove si è infiltrato il boss cinese di Via Piave, Luca Pan. Ha colpito il tallone d'Achille dell'agente della polizia municipale José D'Angelo il fascino delle belle donne. Infatti, un'indagine preliminare di PM si è scoperto il ruolo che quest'ultimo ricopriva. Egli doveva garantire il lasciapassare agli uomini di cui Pan si circondava e ottenere il permesso di soggiorno per loro diventava un gioco da ragazzi. Per esempio, non segnalavano irregolarità e i sopralluoghi erano molto precari. Ometteva inoltre determinati controlli. Per ricompensare la gente, Pan metteva a disposizione delle prostitute, una cittadina cinese e una nordafricana. Comunque il boss si era allargato anche all'ufficio anagrafe. Per quanto riguarda la gestione delle donne, egli ne curava la parte tariffaria e amministrativa.